Tentativo numero 2, il gioco è già stato chiuso, chiude a 4 quinti Major Sisu, 1,5 Georgia Jet. Autostart che fa allineare i concorrenti. 1 Great Feeling Run, 2 Georgia Jet, 3 GAGPD, 4 Major Sisu, 5 Unexpected Tile, 6 Gaff dei Greppi, 7 Gico Pred, 8 Giuda di Risaia. Questa volta è Great Feeling Run che palesa nervosismo e rimane molto attardato. Start che stacca, sbaglia Major Sisu nel tentativo di andare davanti e così rimane al comando Georgia Jet Sisu squalificato nei confronti di Gico Pred che serra sotto in seconda posizione lasciando di fuori GAGPD, terza la corda Unexpected Tile che precede Gaff dei Greppi alla retroguardia Giuda di Risaia. Primi 200 metri passati in 15,5, retrocede GAGPD che non vuole restare allo scoperto. Così al comando c'è Georgia Jet che precede Gico Pred, la terza posizione per Unexpected Tile che precede Gaff dei Greppi, poi sempre i due compagni Giuda di Risaia e GAGPD. 31,8 per i primi 400 metri di corsa, con i quali Georgia Jet sta portando a spasso la compagnia, muove dalla quinta posizione e risale Giuda di Risaia. 48,8 per i primi 600 di corsa, al passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Georgia Jet nei confronti di Gico Pred, terza posizione per Unexpected Tile che rimane lungo la corda sull'avanzata esterna da parte di Giuda di Risaia che si trascina l'alleata GAGPD in coda, Gaff dei Greppi. Si viaggia sul piede dell'1,21 al chilometro sulla curva di destra, con Georgia Jet in vantaggio nei confronti di Giuda di Risaia che prova ad avanzare con decisione all'esterno, chilometro in 1,20,5, 15,8 di paletto. Georgia Jet che ribatte al primo tentativo di Giuda di Risaia che prova a pressarla all'esterno, poi Gico Pred, quindi Unexpected Tile con accanto GAGPD, rimane in coda Gaff dei Greppi, la retta opposta alle tribune passata in 14,9, si è cambiato decisamente musica, Georgia Jet ribatte agli attacchi di Giuda di Risaia, in corda Gico Pred, poi Unexpected Tile e Gaff dei Greppi, cala GAGPD all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Georgia Jet vi entra in vantaggio nei confronti di Gico Pred e Giuda di Risaia all'esterno, poi Unexpected Tile, Georgia Jet in vantaggio a 150 alla conclusione, ci riprova ancora Giuda di Risaia, ma Georgia Jet nel finale si allunga e viene a vincere facile. Giuda di Risaia è secondo, al terzo posto Gico Pred, 29,7 ad arrivare, 1,17,9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Georgia Jet. Alessandro Gocciadoro per Cristian Rizzo, i colori della scuderia Oligo. Vince la figlia di Maharaja e Taibana Jet in facile percorso di testa. Corre molto bene e coglie il secondo posto Giuda di Risaia con 1 chilometro allo scoperto. Al terzo l'appostato Gico Pred in numeri 2, 8, 7, il probabile arrivo della prima corsa dall'Arcoveggio.